riprenderemo domani con calma a Chilometro Zoom insieme a Lorenzo Viviani e Sava Sandir. Purtroppo in questo momento il maltempo sta cominciando a lasciare i suoi danni. Pensate che addirittura l'ANSA informa di 50 persone isolate nella Val di Susa, Sondato Rio, allagamenti per le forti piogge, e il comune di Cogne, come già avevate sentito dalle parole di Giulio Cainarca stamattina in rassegna stampa, il comune di Cogne invita a tenersi lontani dai corsi d'acqua. Decisamente la fine dell'estate, ma oggi riprende Epos, la rubrica cura di Gabriella Ronza, che si occupa appunto della mitologia dell'epica, e oggi parliamo invece dei miti e riti dell'estate. Davide, quando sei pronto vai pure.
E rieccoci le 12, 6 minuti e 59 secondi, le 12 e 7 minuti in questo momento, sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Come avete sentito, la nostra Gabriella è anche una scrittrice, oltre che una giornalista e una docente di materie letterarie, per cui diciamo che cerchiamo di viaggiare nell'ambito della cultura. Allora, noi adesso abbiamo il Qui Parlamento con l'onorevole Nicola Ottaviani, dopodiché apriamo il telefono 0292947222. Se siete nelle zone alluvionate colpite dal maltempo, a maggior ragione telefonateci, diteci che cosa sta succedendo, diteci in che condizioni vi trovate, se avete bisogno di qualcosa e così via. Andiamo pure con Qui Parlamento, Davide. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. 13 minuti e 51 secondi in questo momento, vediamo qui la pagina del Qui Parlamento con l'onorevole Ottaviani. Allora, adesso da questo momento il telefono è aperto 0292947222 oppure 340 670 9659, ci auguriamo con miglior fortuna perché la tecnologia ha fatto qualche capriccio. E in ogni caso adesso noi andiamo con le ultime notizie, naturalmente. Vediamo un po', diciamo così, vediamo un po' che cosa dicono le agenzie. Abbiamo l'ADN Cronos, allerta meteo, nubifragi a Milano, strade allagate, città in tilt. Maltempo dal nord al centro per la burrasca di fine estate. A Roma bomba d'acqua mattutina. Sentiamo allora gli ultimi aggiornamenti che ci vengono dati in materia e in particolare piogge e temporali su tutta Italia con l'arrivo della burrasca di fine estate e l'allerta meteo per maltempo in numerose regioni. Situazione complessa a Milano oggi 5 settembre con i fiumi Lambro e Seves osservati speciali. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Milano sono impegnate in diverse zone della città per l'allerta maltempo. In un sottopasso di Via Silla, nel quartiere Figino, dove 4 vetture sono rimaste in panne a causa dell'allagamento. Gli uomini del comando di Via Messina sono intervenuti per liberare le persone bloccate all'interno delle vetture e nel complesso decine di interventi per scantinati, allagati, alberi pericolanti. Tra gli edifici allagati anche il Palazzo di Giustizia, l'atrio dell'ingresso principale è stato invaso dall'acqua, così come alcuni corridoi e vani scale. Tra le 5 e le 9 in città sono caduti 27 mm nella zona ovest, 18 a Rho, meno a est con 13 mm a Lambrate, 11 a Cinisello. Come scrive sul suo profilo Facebook l'assessore alla sicurezza e protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli. A nord nei bacini di Seves e Lambro alcune piogge più intense nel pomeriggio e nella notte invece scarse, si legge ancora. Il livello dei fiumi per ora è ancora molto basso, sia per il Seveso che per il Lambro. I temporali continueranno tutta la giornata odierna, probabilmente con più intensità, conclude. A Roma invece è caduta stamattina l'ennesima bomba d'acqua dopo quelle di martedì. Gli abitanti della capitale si sono svegliati con una nuova allerta meteo. Oggi per 12-18 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Per questo è scattata l'allerta meteo con l'avviso della Protezione Civile regionale del Campidoglio. Oltre alla pioggia si segnalano i rischi legati alle forti raffiche di vento che potrebbero determinare la caduta di alberi. L'attenzione si concentra in particolare nella zona di Montemario. Il Comune di Roma consiglia, pertanto, di non sostare a piedi o in automobile sotto ponti vicino a corsi d'acqua ed evitare di sostare o attraversare parchi per il rischio di caduta degli alberi. Inoltre la pioggia non ha dato tregua nel Piemonte, in particolare a Mattia, in provincia di Torino, è crollato un ponte. Secondo le prime informazioni, una trentina sarebbero le persone rimaste isolate. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Le zone del Torinese maggiormente interessate dal maltempo sono Val Susa, Val Sangone e Val Chisone, dove i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 30 interventi. A causa dell'allagamento del piano viabile, a Pinerolo nel Torinese è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale dei Laghi di Avigliana. Il traffico veicolare è deviato sui vicini rami di svincolo. A darne la notizia è l'ANAS, presente sul posto con le proprie squadre, con le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Vediamo un poco alle 12:18 minuti e 10 secondi. Vediamo un po' se ci sono eventuali zap che potete mandarci al 340 670 9659 e potete anche mandarci degli audio nel caso e naturalmente raccontarci com'è la situazione dalle vostre parti. Nel frattempo, appunto, vi dicevo, l'ANSA si occupa anch'essa della situazione maltempo, dei nubifragi in Piemonte. Ora le persone in Val Susa vengono indicate
come qualcosa come 50 in realtà che sono isolate. I vigili del fuoco, scrive Lanza, sono al lavoro dalle 4 con decine di interventi a Torino, Valsusa, Valchisone, dove si registrano una serie di allagamenti. A Mattie, poco più di 700 metri d'altitudine, è esondato il Rio Gerardo nella frazione Giordani ed è crollato il ponte superiore in paese, travolto da un masso. Secondo le prime informazioni sono isolate 20 persone in borgata Combe. Il Rio è tracimato anche a Bussoleno, paese a circa 450 metri di quota, interrompendo la statale 24 e isolando la borgata Santa Petronilla con 30 persone. In Valchisone i violenti temporali che si susseguono hanno trasformato in fiumi alcune strade a Perosa Argentina, portando anche detriti sulla provinciale 166 e a Villar Perosa. L'amministrazione comunale di Cogna, inoltre, invita residenti e ospiti a evitare l'utilizzo delle macchine all'interno del comune e mantenersi a debita distanza dai corsi d'acqua. Le forti piogge stanno infatti alzando i livelli dei torrenti. La strada regionale 47 è chiusa al traffico dalla frazione di Epinel fino al bivio di Uzein, nel territorio di Aimaville, a causa di una piccola esondazione del torrente Grandevia in località Lexert. Una colata detritica ha imposto la chiusura della strada comunale per Valnontei, mentre non si può transitare lungo la comunale per Lillaz per pericolo di frana. L'erogazione dell'acqua potabile è al momento sospesa in località capoluogo per problemi sulle captazioni provvisorie dell'acquedotto. Quindi questa è la situazione. Tra l'altro l'ANSA parla anche dell'attività di IMM e AMSA a Milano che con le sue squadre, quindi MM ed AMSA, Metropolitana Milanese ed AMSA, sono in azione in diversi piccoli allagamenti stradali. Per ora i sottopassi sono tutti transitabili a Milano, tranne un problema tecnico intorno alle ore 8:30 in quello di Pompeo Leoni, che i tecnici di Metropolitana Milanese stanno risolvendo per poi riaprirlo al traffico. Viene raccomandata prudenza e attenzione a tutti. Per quanto riguarda la Liguria, sempre l'ANSA informa che c'è stato vento a oltre 100 all'ora su Genova, 157 all'ora sulle alture di Sori, che ha provocato la caduta di alberi e rami, cartelloni e gazebo in tutta la città, pioggia forte soprattutto nel ponente, tra Imperia e Savona, dove si sono verificati allagamenti ed esondazioni. L'allerta arancione in Liguria era entrata in vigore alla mezzanotte e si concluderà alle 13 di oggi, quindi fra circa una quarantina di minuti. Forti temporali hanno battuto soprattutto il ponente ligure, esondati alcuni corsi d'acqua nel Savonese. Ad Albenga ha superato gli argini il Rio Carenda. Una decina di persone, come avete anche sentito nel corso della Lega Liguria, sono state allontanate dalle proprie abitazioni anche con l'intervento dei vigili del fuoco. Esondato anche il Rio Antoniano a monte della provinciale 39, interrotta all'altezza della frazione Campochiesa. Tra gli allagamenti che hanno richiesto l'impegno di numerose squadre dei vigili del fuoco ci sono state anche squadre provenienti da Genova e La Spezia. La ferrovia è rimasta bloccata all'altezza di Albenga a causa della caduta della linea aerea per causa del vento forte. È in corso l'intervento dei tecnici per il ripristino. Poi andiamo a dare un'occhiata un attimo su Viaggiatreno, così lo diciamo per chi si dovesse trovare in ferrovia a viaggiare in treno, per chi sta andando in treno, vi diamo anche questo aggiornamento per quanto riguarda la rete ferroviaria della Liguria e segnatamente quello che accade in quel di di Albenga. Però il guasto è stato evidentemente riparato perché i treni circolano regolarmente. C'è l'Intercity 745 delle 10:59 da Ventimiglia a Milano Centrale che viaggia con 18 minuti di ritardo a Borghetto Santo Spirito, quindi come vedete la linea è stata ripristinata. A proposito, chiudiamo con Veneto e Toscana, sempre l'ANSA. In Veneto piove su tutta la regione, nessuna criticità. In Veneto piove su tutto il territorio regionale con precipitazioni persistenti, secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente Veneto, ARPAV.
significative diminuzioni delle temperature per l'arrivo di un'area ciclonica che arriva da nord-ovest. Dopo i temporali sulla montagna e le prealpi del primo mattino, le precipitazioni con rovesci e temporali localmente intensi sono registrati lungo un'ampia fascia estesa dalla costa centro-meridionale al Veronese, inclusi Trevigiano, nord della provincia di Padova, centro-nord del Vicentino e del Veronese. I vigili del fuoco non segnalano danni o problemi al di fuori della norma, mentre i fiumi sono sotto controllo con massima attenzione a Vicenza. A Venezia torna l'acqua alta con un avviso di marea di 100 cm sul mediomare che alle 13 dovrebbe interessare le sole zone più basse della città, compresa Piazza San Marco. Già da domani il meteo vede un ritorno dell'alta pressione con le piogge in esaurimento e nuvolosità in diminuzione. Sabato ancora alta pressione con previsione di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature sopra la media in modo moderato. Domenica invece si riavvicinerà alla depressione odierna con un graduale aumento della nuvolosità, piogge più probabilmente verso sera. Concludiamo infine con la Regione Toscana. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha detto che non si registrano al momento, sempre l'ANSA che stiamo citando, non si registrano al momento particolari situazioni di criticità per il maltempo. L'ho scritto sui social il presidente della regione toscana Eugenio Giani in merito all'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico emessa ieri e valida dalle 6 alle 18 di oggi. I livelli dei fiumi sono stabili sotto le soglie di riferimento, ha continuato il governatore. Nel corso delle prossime ore si prevede l'attuazione di nuovi sistemi temporaleschi lungo la costa centro-settentrionale, ove si potranno verificare intense precipitazioni con cumulati orari fino a 30-40 mm. Il nostro sistema di protezione civile è in allerta, pronti a intervenire in caso di necessità. Diamo un'occhiata adesso al meteo AM dell'aeronautica e andiamo a vedere meteo AM, vediamo di capire un pochettino qualche evoluzione della situazione, vediamo un po' il servizio meteorologico dell'aeronautica che cosa prevede in materia. Ecco qua, previsioni per il weekend, eccole qua, bla bla bla, il tempo nei capoluoghi di regione. Adesso vediamo se riusciamo a caricare la pagina. Tempo nel nostro sistema solare, meteo nel mondo, no, il cielo osservato, no. Andiamo a vedere allora il meteo.it, che peraltro sapete che abbiamo le previsioni del tempo la mattina alle 8:30 nell'ambito della rassegna stampa. Eccoci qua. Allora, il meteo.it ci dice che l'annunciata perturbazione sta interessando in queste ore parte del nostro paese, dove già si abbatteranno veri e propri nubifragi, in particolare al nord. Il peggio tuttavia sarà entro sera, con l'estensione dei fenomeni anche al centro, aumento del rischio di forti disagi e problematiche anche a carattere alluvionale. Dopo un interminabile dominio dell'anticiclone africano, scrive il meteo.it, il quadro meteorologico sta dunque subendo una svolta. L'ingresso di un vortice ciclonico sul Mar di Liguria sta già provocando un severo peggioramento del tempo a partire dal nord-ovest e su alcuni tratti del comparto tirrenico. Vediamo un po' allora nelle prossime ore cosa succederà. Partendo dal nord, nel corso della mattinata, sotto osservazione saranno soprattutto Val d'Aosta, parte della Lombardia, Piemonte e molte aree della Liguria. Su queste aree si alterneranno forti piogge, temporali, locali nubifragi. Le abbondanti precipitazioni potranno provocare gravi problemi a carattere idrogeologico, rischio di diffusi allagamenti, alluvioni lampo e soprattutto a ridosso dei rilievi possibili frane e smottamenti. Rovesci e temporali stanno interessando anche il Veneto, con rischio anche per la città di Venezia. Nel corso della giornata, specialmente tra pomeriggio e serata, la parte più attiva del maltempo si sposterà gradualmente verso nord-est. Particolarmente colpite saranno Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove il forte maltempo potrebbe provocare disagi rilevanti. Nel contempo il quadro meteorologico inizierà a mostrare timidi segnali di miglioramento al nord-ovest.
Anche il centro non sarà esente dal maltempo, massima attenzione alla Toscana, in particolare ai litorali. Forti piogge e temporali colpiranno pure il Lazio, con possibili disagi pure a Roma. Anche qui nel corso della giornata si assisterà a un movimento verso levante del maltempo che nel pomeriggio sera si concentrerà sul versante adriatico, colpendo l'Umbria e gran parte delle Marche. Escludendo qualche pioggia anche a carattere temporalesco in Campania, le regioni del sud saranno solo marginalmente interessate dal passaggio di questo fronte perturbato. Il quadro atmosferico risulterà infatti solo spiccatamente variabile, con qualche possibile breve piovasco più probabile tra Basilicata e Puglia. Sono le 12, 29 minuti e 24 secondi. Queste sono le previsioni del tempo in questo momento. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per avermi seguito anche quest'oggi. Ci si ritrova domani alle 10:35 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. E che dire di più, che adesso c'è Semivarin con Potere al Popolo, immenso come sempre, e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Altro Dio all'infuori di me